Cari amiche e cari amici, ormai ci conosciamo da parecchio tempo e abbiamo pensato con Veneto Globe di mettere in piedi una trasmissione che cerchi naturalmente di dare un po' di sollievo, di aiutare e di sviluppare quelle che sono le problematiche uscite dopo 2 anni di pandemia. Naturalmente la trasmissione si chiama Famiglie, Aziende ed Economia. Per fare questo ho un ospite importante, Claudio Granziera, che ve lo presento e si occupa appunto di rapporti con le banche, fra famiglie e banche, fra aziende e banche e istituti di credito. Prego Claudio, raccontaci il tuo operato. Buongiorno Bruno, buongiorno a quanti ci ascoltano e ci guardano. Sì, io presto il mio lavoro, la mia attività all'interno di uno studio professionale che si occupa di analizzare e periziare rapporti con le banche, rapporti con gli istituti di credito, rapporti con le finanziarie e con le società di recupero crediti, al fine di individuare quelle che possono essere le criticità che vi possono essere presenti e poi gestire eventualmente anche i contenziosi che ne possono nascere. Dare le soluzioni ai problemi che vengono creati per le difficoltà delle aziende, i problemi che si creano con gli istituti di credito e le banche, ma anche con le famiglie. Certamente. Perché probabilmente tu interverrai anche in diatribe tra le famiglie e le banche e gli istituti di credito. Sicuramente. Il nostro è un intervento a 360 gradi, coinvolge famiglie, coinvolge professionisti, coinvolge aziende. I rapporti con le banche oggi con le banche e con gli istituti di credito in generale, oggi sono fra i temi più sentiti. La finanza, l'accesso al credito è un qualcosa di veramente molto importante, soprattutto in questi ultimi tempi, e quindi noi cerchiamo di portare il nostro contributo per equilibrare, diciamo di più il rapporto tra l'utente e l'istituto di credito. Certo, i problemi che si evidenziano maggiormente in questi ultimi tempi sono creati appunto da 2 anni di pandemia, sono creati da bollette enormi che sono state presentate alle famiglie ma anche alle aziende che si trovano bollette da 1.000 euro, se le trovano 7-8.000, e così anche le famiglie da 100-150 euro si trovano delle bollette gas e luce moltiplicate. Certo. Su questo noi naturalmente interverremo, avremo degli ospiti diversi ogni volta, avremo delle famiglie che ci raccontano il loro disagio con appunto il rapporto con i fornitori di energia e di gas, e avremo per gli stessi motivi degli ospiti, piccole aziende, anche medie aziende, che hanno le stesse difficoltà con i loro fornitori. E poi naturalmente con le banche, e per le banche ci sarà naturalmente Claudio. Io vorrei terminare qui la presentazione di questa serie di puntate che durerà circa una decina di puntate. Claudio, io direi di salutare e dare appuntamento naturalmente per le prossime settimane, e invitare anche chi ci sta a vedere, può mandarci dei quesiti, può fare delle domande e noi cercheremo di dare risposte naturalmente positive. Io saluto, invito naturalmente anch'io a seguirci per le prossime puntate, ad intervenire, perché la partecipazione di tutti quanti è il metodo migliore per comprendere e per capire le dinamiche che si stanno sviluppando in questi ultimi anni, insomma.
Ecco, Veneto Globe, Bruno Zanetti e Claudio Granziera saranno qui con voi nelle prossime settimane.